Alle mie spalle vedete la giassara, questo è il porticato della giassara. La giassara si compone di vari elementi, questo è proprio il porticato dove veniva, una volta col carretto venivano e caricavano da questa porticina, caricavano il ghiaccio. Lì sotto e alla mia destra c'è tutta la tettoia e la parte diciamo rotonda, una struttura rotonda interrata dove veniva conservato il ghiaccio che veniva formato. Un po' più sotto c'è un avvallamento di terreno, adesso c'è un bellissimo prato che può anche ospitare diciamo, le persone quando è al fresco, e qui appunto d'inverno si formava il ghiaccio, veniva poi tagliato a cuboni grossi, messo all'interno della giassara, della struttura in muratura, coperto con paglia e le cose che sapevano conservassero poi il ghiaccio, e durante l'estate da qua partivano i carretti per portare il ghiaccio alla città, ma non solo a Verona, arrivavano fino a Mantova. Da noi era un'industria veramente molto forte. Questa è l'unica ghiacciaia che è stata recuperata, il comune ha voluto, ne è entrato in possesso diciamo come proprietà e l'ha recuperata già qualche anno fa. Adesso aveva bisogno ancora di una manutenzione perché c'è una crepa in un muro, c'è bisogno di alzare un pochino la porta d'entrata per andare a accedere poi al museo, la parte museale che è interna proprio alla giassara, proprio per dare anche l'accesso a persone anziane o disabili. Questa per noi era stata una cosa fondamentale. Abbiamo chiesto aiuto per fare questa manutenzione straordinaria, ci è stato dato dal GAL e siamo veramente orgogliosi e felici. Il rapporto con il GAL Val d'Olesina è stato ottimo, nel senso che ci hanno aiutati a capire qual era il tipo di intervento che poteva andare bene per fare questa richiesta. Ci hanno aiutato poi un po' anche nelle pratiche e è stato veramente un ottimo rapporto. I fondi del GAL Val d'Olesina sono rivolti sia agli enti pubblici ma anche ai privati e a chi ha diciamo delle strutture da sistemare o comunque delle attività anche agricole da migliorare, e li invito veramente a guardare quando escono i bandi, a guardare questi bandi perché ci sono delle ottime possibilità per tante persone. Sono fondi che vanno per il nostro territorio, sono un po' una manna, nel senso che non sempre troviamo queste possibilità. Il GAL ce le può offrire, credo che sarebbe bene ecco, che tanti le guardassimo un po' più spesso e ne approfittassimo anche. Saluto tutti da Cerro Veronese e vi invito a venire a vederlo. Il paese è un paese non molto grande ma ha delle piccole particolarità che vi invito a scoprire. Ci sono dei sentieri straordinari, uno passa proprio qua anche dalla Giassara, quando ci si arriva si ritorna a dire oh, è una cosa che magari lo stupore ecco, di vedere ancora certi ambienti c'è anche qui a Cerro come c'è in tutta la Lessinia, ma anche qua venite a trovarci.